Il tradizionale lancio del pane, il ricordo di una tradizione che negli ultimi anni ha subito una sensibile flessione, sarà protagonista domani per la seconda domenica dei festeggiamenti all'uscita del simulacro di San Calogero dal santuario. Ad organizzare l'evento Lello Casesa, da sempre cultore del recupero delle tradizioni popolari. Da diversi anni, anche domenica scorsa, afferma Casesa, nessun panino è stato lanciato al santo, notando solamente dei biglietti di adorazione, perdendo completamente la memoria della più bella ed entusiasmante festa di popolo, attraverso il lancio del pane che sarà prima benedetto, lanciato e distribuito. Ad offrire la loro disponibilità la Confcommercio di Agrigento e alcuni panificatori agrigentini pronti a dare il loro contributo per tentare di recuperare questa memoria culturale destinata a finire nel dimenticatoio. Dunque un'operazione per fare rivivere e mantenere in vita questa tradizione, e in questa ottica, insieme ad alcune famiglie e ai ragazzi di Valdacragas, domani sarà offerto all'uscita del santuario il pane di San Calò. Immagini che potrete seguire sulla nostra emittente, che trasmetterà in diretta la parte iniziale della processione. Come sempre c'è grande attesa per questa seconda domenica di celebrazioni, che si chiuderanno in serata con la processione e i suggestivi giochi pirotecnici. E intanto ieri si è consumato un altro evento molto gradito e apprezzato: musica, tradizioni, ma anche beneficenze. I proventi derivanti dall'incasso dei biglietti d'ingresso devoluti per l'allestimento di un parco giochi accessibile anche ai bambini con problemi di disabilità. È andata in scena l'iniziativa San Calogero abbraccia la valle, organizzata dall'Ente Parco. All'incontro i tamburinari di Girgenti. L'evento si è svolto ai piedi del Tempio di Giunone. Questa sera alle 20 le note del complesso bandistico sul sagrato del santuario.